Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Posticipo di lusso per la quarta giornata della Serie B-Win al Menti. C'è Vicenza-Torino, il Vicenza che a caccia della prima vittoria stagionale. Rossi titolare a centrocampo al posto di Rigoni nel 4-3-1-2 di Baldini, invece Ventura recupera Bianchi al posto di Ebagua nel classico 4-4-2. L'arbitro dell'incontro è il signor Gaglione di Alessandria. Parte bene il Torino con una conclusione di Guberti al minuto 3, parata a terra da Frison. Al settimo insistono ancora i Granata, c'è un'azione personale di Stevanovic che cerca il fondo, crossa, pesca, sgrigna, girata larga, velenosa di poco alla destra del portiere veneto. Il Vicenza aspetta fino al decimo farsi vedere, punizione di paro con la nuca, Martinelli in tuffo, palla sul fondo. All'11esimo ancora il Vicenza, azione più manovrata questa volta, sponda di Abbruscato per la corrente Rossi, conclusione di prima, Coppola, non elegante ma efficace sul intervento, palla in calcio d'angolo. Al quarto d'ora si fa rivedere ancora il Torino, sfondano in coppia Sgrigna e Bianchi sul lato corto dell'area piccola, alla fine un tiro cross che va a servire Stevanovic, il cui destro finisce poi alle stelle. Al minuto 17 conclusione da lontano di Iori, centrale, non ci sono problemi per Frison. Al 19esimo un destro carico di effetto di Alemao, la palla si abbassa all'improvviso e si stampa sulla traversa, decisivo il tocco con la punta delle dita di Coppola, la palla poi finirà in calcio d'angolo. Vicenza insiste da calcio d'angolo, trova ancora un'occasione clamorosa con Martinelli che da due passi con la testa colpisce con la fronte la parte alta della testa e manda sopra la traversa. Al 22esimo iniziazione insistita di Sgrigna, poi Bianchi, bravo due volte Frison sulla seconda occasione, quella capitale, c'era però fuori gioco. Al 27esimo punizione di Iori, va a trovare la testa di Bianchi che si alza più in alto di tutti, non trova però lo specchio della porta il capitano. Si pareggiano anche i conti delle traverse. Bianchi al minuto 29 scuote la porta di Frison che resta inchiodato a terra a guardare la conclusione di Bianchi, poi Stevanovic calcia malissimo e allora il primo tempo si chiude sullo 0-0 con una traversa per parte. Si ricomincia, non ci sono cambi tra Vicenza e Torino, la partita scende di tono, il caldo si fa sentire. Prova a mischiare un po' le carte Ventura inserendo Verdi al minuto 67, azione personale del gioiellino di Scuola Milan, il suo sinistro in scivolata praticamente si spegne sul fondo. Al 71esimo Misuraka prende la mira, ci ripensa un attimo, poi calcia direzione di un difensore, coppa alcuni piedi, si salva in calcio d'angolo. Al minuto 77 il Vicenza mette in difficoltà il Torino che in questo frangente deve pensare soprattutto a difendersi. Ventura è preoccupato, cross di Martinelli al 77esimo, girata di Abbruscato, vola Coppola per andare a coprire il palo alla sua sinistra, sempre più vicino il Vicenza al gol. All'81esimo iniziativa personale di Antenucci, un destro bloccato a terra in due tempi da Frison. Al minuto 83 c'è una conclusione di Bastrini da distanza che sfila sul fondo, poi all'85esimo il tecnico del Vicenza Baldini per proteste viene cacciato dalla signor Gaglione. Quando tutto sembrava mai finito, una palla vagante in aria viene ripulita da Bianchi, minuto 94, Rolando Bianchi regala il successo al Torino che vince a Vicenza 1-0. Vicenza deve rimandare l'appuntamento con il successo, il Torino invece aggancia Brescia e Padova in testa alla classifica a quota 10 punti.